pomeriggio a tutti quanti voi, un saluto per tutti quelli che ci seguono su YouTube, perché siamo in diretta contemporanea anche con YouTube sul canale Il Maestro Cleo. Salutiamo Massimo che ci scrive su YouTube. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Un buon pomeriggio va a tutti quelli che ci seguono su TikTok. Ho attivato i commenti, però solo per i saluti, ma per i consulti bisogna telefonare in diretta. Vi ricordo che questa è una live professionale, una live dove si rispettano tutte le idee, una live come vedete con la massima tranquillità ed energie positive. Non è una diretta di schizofrenia, non è una diretta di persone in terapie, ma è una normale diretta fatta da un professionista, dal suo nome, il Santone Allora, TikToker, fai le fatture? Sì, basta che mi paghi l'IVA, facciamo anche le fatture. Ciao Giuseppina, buon pomeriggio anche a te famiglia, un abbraccio va per tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, poi un saluto va per tutti i bambini del mondo e tutte le persone anziane, vi voglio un sacco di bene. Allora diciamo subito pronto, buon pomeriggio. Buongiorno maestro Cleo, sono Angela. Buongiorno. Buongiorno, intanto volevo fare i complimenti perché io l'ho sentita una ventina di giorni fa chiedendole se avevo un colloquio. Lei mi aveva detto che il colloquio c'era a fine mese, il colloquio a fine mese c'è stato. Grazie. Complimenti. Grazie. Visto che è stato così bravo, volevo gentilmente chiederle come, perché l'ho fatto, come vede che è andato, se ci sarà appunto una funzione in questa azienda. E la ringrazio tanto ancora complimenti. La domanda precisa è? Se ci sarà un'assunzione a questo colloquio. Quanti anni sai, che segno sei? 39 mesi. Uno, due, tre? 2. Un attimo. Allora, io vedo che ci sarà un'assunzione. Auguroni per te e che possa avere veramente tanta fortuna e benessere. Grazie mille maestro, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Consulti solo telefonicamente parlando, il numero è quello che vedete nella chat, che ogni tanto condividono in chat i collaboratori, l'amico Ciccio, il nostro moderatore. Salutiamo Giulia da Fragola, la mia collaboratrice in questa chat.
Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo vorrei sapere se è possibile fare una domanda per mio figlio. Sicuramente, signora, mi dica. La ringrazio. Allora, vorrei sapere se Paolo, nato il 10 maggio del 91, continuerà la sua relazione con Alessandra, nata invece il 15 marzo dell'89. La ringrazio. Quindi la domanda precisa è? Se Paolo e Alessandra continueranno la loro storia. Perfetto. 1, 2 Grazie. o 3. 1. Un attimo in linea. Allora, un caro saluto per l'amico Zaccariello Sergio. Ciao Sergio. E andiamo a salutare anche Adele Aceto. Allora, continueranno la loro storia. Vedo continuità, signora. La ringrazio. Arrivederci. Come vedete, i miei consulti non sono bla 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 bla, perché vado a puntare direttamente sul problema e vi do la risposta attraverso una validissima lettera di carte. Quindi non amo mettermi qui a parlare, perché chi lo deve fare coloro che vi devono convincere a qualcosa. A me, sinceramente, sono qui per dare una risposta a voi che me ne fate tanto. Va bene? Allora, buon pomeriggio, prego. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, maestro. Solo una domanda. Vuoi sapere se Silvia, di Genesi, ed è nata nel 1580, e Andrea, che è della Francia, che è nato nel 1572, avranno un proseguo nel loro, avranno un futuro stagione, insomma, addirittura il tanto al matrimonio. Vediamo subito. Un attimo solo. Allora, Giulia, a proposito, scusami se non l'ho fatto prima, ti presento l'amico Francesco Ciccio, il nostro moderatore. È un carissimo amico, te lo presento, visto che stai collaborando anche tu, è giusto presentartelo. Va bene, fate la vostra presentazione. Allora, 1, 2, 3. 2. Un attimo solo. Allora, io non vedo il futuro tra questa coppia perché vedo dei caratteri opposti. Ok, grazie maestro. Arrivederci. Arrivederci.
Antonietta. Prego Antonietta, dimmi. Volevo fare una domanda, volevo sapere se c'è un ritorno. Allora, se ci sarà un ritorno, da quanto tempo è andato via sta persona? Da inizio giugno. Perfetto, andiamo subito. Amici, non si paga niente, è tutto gratuito, non sono uno di quelli che si deve comprare il pane o un pacchetto di sigarette con le vostre donazioni. Questo lo lasciamo fare ai cartari, qui non prendiamo niente, è del tutto gratuito. Dedico ogni giorno un'oretta della mia vita a tutti voi, nel modo gratuito. In privato si paga. Allora, 1, 2, 3, scegli. Il numero 3, perfetto. Andiamo a vedere. Allora, io se parlo di un normale ritorno, io chiamo ritorno naturale, non vedo questo ritorno perché è una persona che è distratto in questo periodo da un'altra situazione. Purtroppo le carte mi dicono questo. Qui c'è già un'altra allora. Sì, è distratto dall'attenzione di qualcuno. Va bene, no? Grazie. Arrivederci. Allora, linee libere, vediamo subito. Questa è una live per persone adulte, ragazzine, andate a giocare con le bamboline, non è questa la live che fa per voi. Vedete che a quest'ora ci sono tanti bravi cartari, correte lì e andate a farvi consolare da questi cartari. Qui è solo serietà e ma alta professionalità. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Vorrei sapere se Pasquale e Luisa ritornano insieme. Da quando si sono lasciati? Sono 2 anni. 2 anni, signora. Se voleva tornare, tornare, no? Se ci sta un ritorno. Vediamo. Quant'anni tiene Pasquale e quant'anni tiene? Allora, lui è del 70 Eh, e lei del 75. segni zodiacali li sapete? Sì, Cancro, Pasquale Eh, e lei Luisa, Sagittario. Cancro, buciardo che ce ne stanno poco. 1, 2, 3, 2. andiamo a vedere.
chat che sta già vicino a un'altra persona, Pasquale. Pasquale non perde tempo, Pasquale è un donnaiolo. Capito? Quindi un ritorno io non lo vedo, dopo 2 anni addirittura. Non vedo ritorno. Ma Va bene? va bene. Arrivederci. Grazie. Prego. Ciao Sergio. Allora condividete questa live con i vostri amici, portate questo numerino dei like almeno a 10.000. Come vedete non vi cerco niente, però voglio dire, un vostro regalo per me, se me lo merito, è quello di fare tap tap tutti uniti sul monitor e condividere questa live con i vostri amici e mettete il seguo, così vi arriverà la notifica per la mia prossima live. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Rosario di Guastini. Ciao Rosario, come va? Tutto a posto. Ho chiamato perché vi devo dire una cosa. Ditemi. Un vostro evidente di voce. Un mostro di Firenze, ma mi ha rovinato, lo sa. No, un mostro. Ti posso dire, ti devo che mi capita. Insomma, niente, l'avvocato va a setto, lo dice, e tu? Hanno tentato a guardare giù, non sta giù. Molto che danno altro medico allegato proprio, con la mandala. Quindi l'hanno accettato però a loro condizioni, no? Sono più dall'avvocato per essere tu fascicolo. C'è da mettere a madre anche medico allegata. Sì. Sono più da lunedì e da mandala. C'è il medico che è bravo. Io era da lettera come mai venne risultato non lo so, e pure il patologico no. Io mi dico il cazzo no, era da lettera, non mi preoccupate, andate, vedranno il cazzo. Perfetto. Poi dice che da lettera non andiamo neanche come nazione a casa. E allora stiamo a posto, stiamo solo per i soldi, eh? Allora, 1, 2, 3. Vediamo cosa dicono le carte, un attimo. Lo sa, mi esce la carta del successo, eccola qua, te la faccio vedere, eccola qua, la carta del successo, quindi per me è tutto in ordine, come ti ho sempre detto, le percentuali le creano loro, le fanno loro, non io, quindi posso garantirti che per me è tutto in ordine, devi solo aspettare. Allora loro la dimostra. È chiaro. Allora è tutto a posto. Tutto a posto. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora, io devo fare una riflessione. In altre live di altri cartari, dei cartari che io vedo in giro, perché sono solo cartari, pronto un attimo solo, vedo che vi chiedono con un cartone davanti scritto a penna, con un cartone davanti scritto a penna, donate 100 monete per una domanda, 200 per 3 domande, e voi fate le donazioni a questi cartari col cartone davanti, e io qua non vi chiedo niente, è del tutto gratuito, e vi sforzate a fare tap tap sul monitor e a condividere con i vostri amici. Non ho parole, veramente non ho parole, e non voglio nemmeno commentare. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo gentilmente chiederle, ho una pratica con un avvocato in corso che mi sta difendendo, se questa cosa andrà a mio vantaggio, cioè se la risolverò a breve. Sì. Vediamo subito.
Scorpione, sono uno scorpione 48 anni. Quindi dobbiamo controllare se questa pratica, questa denuncia che mi ha fatto una persona andrà in vantaggio. vediamo se 1, il 2 oppure il 3. Il 3. Perfetto. Si risolve. Sì. Allora, il problema purtroppo esiste, però di come si era previsto che potesse andare a finire e di come andrà molto bene, quindi andrà a tuo favore. Andrà a mio favore. Meno In male, percentuale, perché è stata sì. un'ingiustizia nei miei confronti. Ma secondo lei si risolve abbastanza rapidamente o va Ma un po' lo sai, in Italia queste cose vanno molto molto al greve, quindi in Italia con la giustizia andiamo con molta calma, con tranquillità. sì. L'importante è che vede che va a mio favore, a mio vantaggio. Sì, Si risolve. sicuramente. Grazie, è stato gentilissimo. Prego, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Allora andiamo a rispondere. Pronto? Buon pomeriggio. Tutti quelli, volevo dire a tutti quelli che non mi possono sopportare, che non mi possono vedere, che gli sono antipatico, dovete schiattare come schiattano i pomodori. Eh? Allora, prego, mi dica. Ciao Max. Allora, io volevo sapere se mi ancora ti vuole bene, se questa storia continua o non ti lascio più. Perché? Chi te lo fa pensare? Che sono momenti che non siamo d'accordo, vedo per me. Ma da quanti anni siete sposati? Vediamo subito, dai. Allora, scusami, dimmi la tua età, segno zodiacale, e lui, lei, scusa. 46 gemelli. 2 gemelli di sera. 1, 2, 3. Un attimo. Allora, io mi affacciavo attraverso la mia finestra dove sto a trasmettere, c'ho la finestra davanti e oltre alla finestra ci sta il mio giardino e guardavo, vedevo delle erbacce. Quindi se qualche cartato di voi ha bisogno di lavorare, mi serve proprio uno per pulire il giardino. Ottimo, dato una bella paga, non ci sono problemi. Quindi se qualche cartato di voi ha voglia di lavorare, guardando vedevo l'erbaccio, quindi posso contribuirvi.
No, ti posso dire, amico mio, io vedo che avete, diciamo, più o meno lo stesso carattere. Tu sai perché tu pensi queste cose e così via. Ti faccio vedere. La differenza tra il segno zodiacale dei gemelli maschio e quella della femmina, della donna. Ok? Gemelli uomo è una persona che quando si innamora della compagna, chiunque essa sia, rispetta e pretende il rispetto. Non ama, magari sai anche perdonare, dice vabbè siamo esseri umani, è successo, però mo basta, non vi devi rompere le palline, no? Questo è il gemello. La gemella donna invece, dove arrivano gli occhi, arrivano le mani. Nel senso, è portata più al tradimento. Non ci pensa due volte se gli piace un uomo, ci deve provare. È fatta così. Quindi il tuo mondo di vivere questa storia, questo matrimonio, questa strada, ti sta portando al manicomio, al nervosismo, perché tu vedi tante cose sbagliate davanti agli occhi, vedi tante cose che non vanno verso il giusto e questo ti sta proprio distruggendo. Io ti dico, la tua compagna mai e poi mai può cambiare, non cambierà mai. Devi essere tu ad abituarti al suo modo di fare, al suo modo di vivere, se no vai al manicomio. Sono stato chiaro? No, io non vedo alcun lasciamento, non vedo che vi lasciate, però vedo che tu ci vivi male, quindi devi un pochettino farti una ragione e cercare di vivere un po' la vita con più serenità, perché la vita è breve, quindi va bene. Ti abbraccio. Lo so Peppe che fanno delle live contro di me, purtroppo io faccio paura, sono il Santone di Avella, sono un nome, una garanzia, una qualità da 44 anni, quindi faccio paura a tanti cartari, quindi è chiaro che l'hanno sempre fatto, anche quando stavamo in televisione parlavano male di me, ma non ci sono problemi, per me devono schiattare come schiattano i pomodori. Pronto? Maestro, Salve. maestro, salve, sono Sì, dimmi. Io vi seguo da tantissimi anni, però non ho avuto mai l'occasione di parlare Sì, con lei. sì. Sentite maestro, io vorrei sapere soltanto sugli affari perché ho avuto tante fregature sugli affari. Sì. Essendo che mo mi sto di nuovo inserendo in un gruppo di lavoro, degli affari di lavoro, vorrei sapere se riuscirò a arrivare a un intento di lavoro, cioè di cambiare proprio situazione. Va bene, vediamo se trovi la serenità economica e lavorativa. Amorosa. Anche la prima cosa a Mazumba, poi se ne parla a prezzo. Che la gente non sono ottimali, sono tutte false, tante maschere. Sì, Peppe, io prendo pagato per un rituale d'amore per un ritorno. Prendo pagato, sì, prendo pagato. E non prendo certamente quando prendono gli altri e do la garanzia. Quindi non vedo perché devono criticarmi. Io non ho capito qual è il motivo. Se non ci riescono loro, mi contattino e io gli do una mano. Ma allora io voglio dire una cosa, ragazzi, scusami amico mio, subito sto da te. Io voglio dire una cosa, ma vi pare che
dei cartari che chiamiamolo cartomani, che fanno delle live con i cartoni davanti scritti a penna, donazione 100 monete, ma vi pare una cosa seria, vi pare una cosa giusta? È uno. Poi c'è qualche altro cartare schizzato, cioè, ma fatemi capire, ma fatemi capire, ma o siete ammattiti? È uno. Poi io degli altri non me ne frega, non li critico di quando prendono, di quando non prendono, non è un affare mio. Io faccio il mio lavoro, prendo pagato, lo dico profumatamente. Chi vuole avere a che fare con me per una ritualistica, prendo pagato profumatamente, ci metto la mia faccia, do la mia garanzia e do la mia sicurezza. Più chiaro di questo, non vedo il motivo, quindi non vedo motivi perché dovete criticare. Mi riferisco a questi 4 cartari che hanno le zecche a culo come le scimmie, tanto rispetto per le scimmie. 1, 2, 3, amico mio. Sempre 2. Vediamo sotto. Un attimo e sto da. Poi volevo dire un'altra cosa, guardate bene perché guardate qua, io sono di denuncia e denuncia facile. Vedete, questa è una delle tante denunce che ho fatto qui su TikTok. Quindi cartari, fate attenzione, cartari, se non avete da mangiare, bussate alla porta mia, la mia porta, che un panino che ha mortadella ci esce anche per voi, ok? Cartari, vi posso da mangiare, non ci sono problemi. Infatti, come vedete, faccio le live senza donazione, non ho bisogno. Faccio le live per farmi vedere quando sono bello. Guardate. Amico mio, stammi bene a sentire. Allora, per l'amore non vedo problemi perché vedo un'ottima apertura sentimentale e quindi devi solamente decidere con chi metterti e quando vuoi. Auguroni. Ciao Sergio Turiti. Lavoro, vedo anche nel campo lavorativo, vedo una conoscenza che ti sarà veramente tanto grato sul piano lavorativo. Quello che devi fare sull'attenzione è l'invidia, la cattiveria che ti circonda, come ce l'ho io qua, vedi? Ma com'è questo fatto? Vuol dire che noi, vuol dire che valiamo tanto. Chi vale si circonda da cattiveria e dall'invidia, perché se tu non è, ascolta, se tu non sei nessuno, non c'hai né invidia né cattiveria, vuol dire che sei qualcuno, Sì, ma portando sempre amuleti di sale a volo, ma tutti i giorni, preghiere contemporanee per il malocchio, per evitare... Vabbè, non vuol dire niente, non vuol dire niente, quello è l'invidia, la cattiveria. Quando sei al centro dell'attenzione è chiaro che tu stai sulla bocca di tante persone cattive che vogliono il tuo male. Tu fai come dico io,
falli schiattare come schiattano i pomodori. Sì, quello sì. Io voglio soltanto andarmene da questo ambiente malsano, quello che voglio riuscire a fare. Ce la farai, garantito, auguroni. Ti vengo a trovare a casa e ci andiamo a mangiare un bel pranzo insieme. Come no, a me è sempre un piacere, io amo stare in compagnia delle mie persone che mi vogliono bene. Io ti ringrazio, sei squisito. Grazie. Ciao. Ciao, stammi ciao, bene, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, Verity. Allora. Io dico sempre, ho fatto sempre nome e cognome, dei bravi su TikTok ce ne sono 3, massimo 4. Se volete sapere i nomi faccio pure i nomi, non ho problemi. Pronto? Pronto? Buonasera, Buonasera. io sono nata in questi, vorrei sapere sull'amore. Sì. Scusami, ma sono emozionata, prego. No, Emozionata a parlare con te, che non riuscivo a vedere la... ma io non sono nessuno, sono una persona come tutti quanti voi, non ti devi emozionare. Io sono nata il 20 settembre del 2000. Sì, Io sto praticando con un ragazzo nato il 2 febbraio del 76 sì. e però vorrei sapere se lui è appunto, perché ho questo dialogato con una ragazza. Ti posso solo dire se nella sua vita esiste qualcun altro. Ti posso solo dire se nella sua vita esiste qualcun altro. Allora, vediamo subito. Sì. Un attimo solo. Uno, due, tre. La terza, ecco qua. Sì. Un attimo io. Allora devi fare attenzione perché è una persona che può ingannarti, quindi è falso, non è chiaro nei tuoi confronti. Quindi è una persona, come si usa dire, come dico io, vuole prendersi il passaggio. Va bene? Va bene. Ciao Gioia, arrivederci. Arrivederci. Un saluto che è User dice ciao zio. Io ho fatto un'altra nipotina. Ti mancava Max quella del passaggio. Ciao Roberto. Dovete chiamare, mamma mia. Allora amici, sono costretto a allora, non chiamate con WhatsApp perché non posso rispondere, squilla il telefono di sotto. Come si fa? Non lo so. Ai 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 ai. Allora Tina, chiamami dopo questa live perché sto in live, va bene? Mi devi telefonare dopo le 18 e parli con me se vuoi parlare con me, va bene? Non posso risponderti adesso, grazie. Tina, lo so, ha scritto qui su WhatsApp, sono Tina dalla Romania, ti sto mandando le rose.
Ho capito, però non posso, se tu mi chiami col numero normale io ti rispondo, ti faccio parlare con me. Se no, non puoi parlare con me tramite WhatsApp, mi crei confusione, capito? Pronto, buon pomeriggio? Pronto? Sì, pronto, mi dica. Prego, Buon pomeriggio maestro. prego. Oggi io volevo sapere qualcosa sull'amore. Sicuramente. Dimmi tu, che è successo? 45 e sono leone e come che ho litigato con il mio compagno da molti anni insieme. Volevo sapere se era un ritorno. Ma da quanto tempo vi siete allontanati, Gio? Più o meno una decina di giorni. Ho capito. Lui che segno è? Toro 58. Vediamo subito se ci sarà un eventuale ritorno. Mettete il seguo così vi arriverà la notifica per la mia prossima live, va bene? Facciamo crescere questo bellissimo cerchio di comunità su TikTok del maestro Cleo. 1, 2, 3 per piacere. Perfetto. Vediamo. Voi 4 cartari che grazie a TikTok vivete qualcuno, grazie a TikTok, e prima che nascesse TikTok vendevate i carciofi probabilmente, vi permettete e vi prendete la confidenza di criticare a me il Santone di Avella che ha fatto Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Italia 1, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, Sky, ma non vi vergognate. Dio. Io la conosco da tanti anni. Lo dovete dire ai cartari, signora, a questi 4 cartari. Allora, signora, io vedo un appacificamento, come si usa dire, ci può essere un ritorno, perché lui in questo momento lo vedo molto nervoso, agitato e lo vedo molto confuso, però non è finita del tutto, io dico. Perché in verità dove abito io, noi siamo simili a 22 anni, abbiamo pure i figli, però lui dove stiamo noi non vuole stare più, vuole ritornare a Rodizzi, ma io non posso perché ho varie problematiche. Trovate un accordo che vi posso dire, un accordo in comune, siete marito e moglie, quindi voglio dire, un accordo lo si può trovare. Qua si vive una sola volta, signora. Dove si vive, basta che si viva ancora un po', perché siamo quasi alla fine di tutto. Quindi. Sì, anche io penso che attorno per non si vive, si sopravvive. Ma sì, io dico sempre, bisogna vivere last minute, minuti per voi. Quindi vede una ratificazione, sì. Siamo a posto. Sì, vi mettete a posto, garantito, ve lo metto per iscritto. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ai. So bellille cacciata, tutta colpa di mamma, che una sera con papà si mettette una pitta. Pronto, buon pomeriggio. Buongiorno maestro. Buongiorno. Come mai ride bello Fedizio beato lei? Come? Ha detto ride di quel bello Fedizio beato lei. No, c'è poco da fare. O ridi o ti ammazzi. Dobbiamo dividere tutti che meglio. Non mi preoccupa questo governo, comunque lasciamo perdere. Siamo alla frutta proprio.
Allora, io lo dissi prima delle elezioni, dissi fate tutti quello che volete, ma alla fine c'è tutto studiato a tavolino. Quindi, e il popolo purtroppo è stupido. Concordo, basta 2 parole. A casa mia, amico mio, a casa mia, credimi, il premier sono io e la segretaria mia e mia moglie. E se non vedo io come fare per mangiare, a me lo Stato italiano non mi dà niente. Concordo. Allora, dimmi tutto, cosa posso fare per te? Allora, io volevo chiedere, allora io sono Toro, 47 anni, Sì, lei bilancia 53. sì. Volevo chiedere, siccome siamo un paio di mesi ci siamo lasciati, siamo rivisti ultimamente, volevo chiedere se lei vede quella voglia di provare a trovarci. Allora, sì. Se lei c'è questa voglia di... Ah, se nelle sue intenzioni, nel suo pensiero. Vediamo, da quando vi siete allontanati? 2 mesi, Una storia di... 3 anni. Allora, senti, mi dici la tua età, Sì, 47. segno, Toro, lei, bilancia 53. scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3, 3. andiamo a analizzare un attimo solo. Grazie. Allora, questa donna è turbata dal tuo comportamento. In questi 3 anni gliel'hai fatto di tutti i colori e ti ha avvisato più di una volta e tu, vabbè, perdonami, l'ultima volta non lo faccio più, e l'hai fatto sempre. È vero o dico bugie? No, verissimo. Finché non si è riempito il sacco e ha detto mo basta, ma credimi, questa donna per te ci tiene da morire, ma non può tornare indietro perché ha paura di cominciare che tu sei sempre il solito. Okay. Questa è la ricetta e Dio te la mandi bene. Quindi non c'è speranza. Non vedo speranza. Grazie. Arrivederci. Ai 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 ai. Live altamente professionale con il Santone di Avella. Informatevi su YouTube Ciao, e vedete con chi parlate. Pronto? ciao Cleo. Ciao. Che bello riuscire a parlare con te. Il piacere è mio. Chi sei? Allora, il mio nome è Diamante, ti conosco da oltre 25 anni, e neanche da te, tanti anni fa. Ma eri una ragazzina allora? Sì, è vero, perché adesso ho 49 anni, Eh. quindi avevo 25, 26 massimo. Vedi tu, stai parlando di 25 anni fa, dillo ai cartari che esistono. No, vuoi veramente, se non lo giuro, che è veramente una persona, non è come da un'altra dimensione, è esagerato, è fantastico. E non è uno spionato, lo posso mettere in mare lontano. Ti ringrazio, è stupenda, figurati. Dimmi, vabbè, ma quando succedono queste telefonate, ci sono i cartari che pensano che io ti ho pagato per farti fare una testimonianza del genere, capito? Hai ragione, però vabbè, non mi sta più fuori. Facciamole pensare quello che vogliono, figurati. Dimmi. No, ti volevo chiedere, vabbè, l'amore, io seguo un ragazzo da più di 6 anni, volevo sapere se c'è una confidenza, un rapporto, Vedere questo che capa c'ha. sì, alla fine c'è,
Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Ciao Armando. Io sono nata il 26 dicembre del 72, quindi sono un capivolto, Sì. 49 anni, vabbè, 50 ma 49 anni poi, e lui, e io mi chiamo Diamante. Lui si chiama Massimiliano ed è nato il 17 febbraio del 76. Allora, scegli un mazzo di carte, uno, il 2 oppure il 3. L'uno, Numero 1. Un attimo. Il mio cane vuole entrare in diretta. Ma da quando stai con questo? beh, da ottobre 2007. Ti dicevo questo perché lo vedo una persona molto... non si spinge più di tanto, per dire, no? È come se... È ambiguo. Bah, Sì, però lui sono... Sì, ok, ambiguo non lo so se il termine è giusto, però sì, non si spinge più di tanto, tutto si frena. Mentre sembra che sta dicendo, poi... no, questo è il suo passo, piove o non piove, questo è il mio passo. Quindi questa persona non cambia più di tanto. No. Quindi neanche nel tempo, con pazienza... No, è il suo carattere, non lo cambia nessuno. No, una convivenza, io non voglio cambiare. No, la convivenza più in là, visto che è una persona che sta sempre lì a pensarci e dice sì e dice no, che l'ho detto, è molto volubile. Per la convivenza io lo vedo, sono sicuro che un giorno si deciderà, ma il resto, se tu pensi che questa persona possa cambiare caratterialmente, ti dico No, ma per bene, questo vero senso che c'è, che trova dei sentimenti, sì. E il convivere insieme prima o poi, più di 42 anni, più 47, perché cavolo che hai ragione, però lui ci sta bene così. Però ti posso dire, della convivenza io vedo che può succedere perché mi esce nelle carte e quindi può succedere questo. non so se scoccio come domanda, ma ci vuole tempo, io ti dico che aspettati qualche novità per l'anno nuovo verso il mese di maggio. Siamo prima. Sicuramente, Diamà, non ti preoccupare. Grazie. Un bacio forte, ciao, stammi bene. Allora, chi è che vuole una ricarica da me? Io do solo spese, ma solo roba da mangiare, soldi niente. Se avete bisogno di una spesa, a disposizione. Pronto? Pronto? Sì, pronto, maestro Cleo? Sì, prego. Sì, mi sente. Io posso fare una domanda? Sì. Allora, io mi chiamo Virginia, 25/11/78 la mia data, però volevo sapere sul mio compagno, siccome ha un problema giudiziario, se risolve a breve o no. Vediamo se si risolve. Se a breve esce. Questo. Quanti anni ci hai detto che segno è? Allora, il mio compagno è del 4/1/70, Giovanni Capricorno. 1, 2, 3? 2. Da quando è dentro? Da 2 giorni, giorno 28. Ai. Troppo. Vediamo su. Troppo. La mala compagnia. Troppo. Vedi, a me le carte mi servono ben poco. Le prendo perché per buttarvi la polvere negli occhi, voi amate vedere le carte, ma a me le carte non mi servono.
stato ingannato il tuo ragazzo. Sì, sì. Purtroppo. È stato ingannato perché è una persona che crede troppo nell'amicizia e l'amicizia che l'ha messa a quel posto. Sì. Sì, purtroppo sì. Io vedo il sollievo per lui, quindi presto uscirà Sì, me lo garantisco. con i domiciliari, qualcosa, ma uscirà. Ma Perché secondo lei passerà tanto ancora? no, non penso che passerà troppo, quello che ci vuole legalmente, perché io non sono un avvocato, però Sì. No, cioè volevo capire se vedeva tanti mesi, insomma, tanto tempo a lungo. anni no, non No. ti preoccupare, presto il tuo ragazzo sarà fuori, capito? Sì, 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 la ringrazio tantissimo. Guarda, io ora a breve, io ora domani vado da lui. Va benissimo, E auguro. poi grazie, poi la chiamerò privatamente. Va benissimo, ti abbraccio. Grazie professore, grazie. Grazie. Allora, partenza per Milano, dove vai di bello, carissimo Armando? Dove vai di bello a Milano? Vai a fare cose buone o vai a perdere tempo? Perché le perdite di tempo adesso non si possono prendere in considerazione. Noi dobbiamo cercare il tempo, ma non perderlo. Pronto? Pronto? Sì? Salve, buonasera. E vedi, scusami, conferenza, vedi, questa è un'altra perdita di tempo. Armando, credi, abbi fede al sottoscritto. Stai andando a fare un'altra perdita di tempo con queste conferenze, con queste ai ai ai. Ah, mannaggia la capa tua, dimmi Gioia. Sì, prego. Allora, volevo sapere, siccome l'altra volta mi avete indovinato, ma diciamo così, se mia cognata è incinta, sto aspetta Aurita che voleva chiamare lei, però non riesce a parlare. Dimmi. Niente, volevo sapere se lei è in attesa. Ma io non sono un medico. Lo so, infatti già me l'avete detto, perciò Vediamo cosa dicono le carte, però non prendete in considerazione la mia risposta, va bene? Va benissimo. Anastasia, buon pomeriggio, non ti vedevo, mi preoccupavo. La dolce Anastasia. Allora, quanti anni c'ha? 27. Segno? Gemelli. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. 2. Un abbraccio a tutti i cartari che mi stanno guardando in questo momento, che stanno nascosti in live. Ciao, dite ciao. Ogni tanto bisogna salutare gli amici. Si mettono nascosti a guardare, capisci? Sì, vabbè, ma fateli guardare. No, vabbè, io gli faccio un po' di scuola, quindi devono imparare qualcosa, meglio che si mettano lì a guardare, a imparare qualcosa di buono. Certo. Se no, che maestro sono io? Per me number one, io non mi cambierei per nessuno. Ti ringrazio, gentilissimo. Allora, vediamo un po' uno per uno se esce questa gravidanza. Gioia, ci sarà in seguito? Ma non adesso. No, adesso non mi esce veramente. Ok. Quindi ci sarà in seguito, ma non adesso. Ripeto, non prendere in considerazione quello che io ti ho detto. Ok, va benissimo. Va bene? Ok, la ringrazio tantissimo. Ti abbraccio. Arrivederci. Pronto? Buon pomeriggio. Ciao Maria, buon pomeriggio. Siccome da un paio di anni diciamo che
nella mia vita c'è un problema dietro l'altro abbastanza pesante. Che è successo? Volevo sapere se vedeva, diciamo, qualche novità, qualcosa di buono, diciamo, nella vita. Come? Dammi la tua età e il tuo segno. Allora, 32 anni, cancro. Perfetto. 1, il 2, poi il 3. 2. Allora, io vedo la tua vita un po' un disastro da un bel po', o meglio, da un periodo dove tu, qua vedo la carta delle lacrime, dove c'è stato un momento di panico, dove hai versato veramente tante lacrime, dove ti sei sentita mancare il terreno da sotto i piedi, perché tu sei una persona che nella vita hai dato tanto, hai dato tantissimo, però purtroppo non hai mai ricevuto in cambio quello che tu hai donato agli altri. Io vedo che ti hanno creato tanti problemi anche gli altri, problemi abbastanza seri, però io ti dico che la tua vita avrà una svolta, ma devi aspettare la mia. La prima cosa che devi fare, devi liberarti un po' di persone false intorno a te, persone che ti dicono davanti ti voglio bene e dietro ti sputtanano, come si usa dire volgarmente, e solo così potrai raggiungere un obiettivo migliore nella vita, perché facendo pulizia intorno a te finalmente respirerai un po' di aria pura, di energie positive. Quindi la tua vita inizierà, credimi, la metà di febbraio l'anno nuovo. Quindi, Io riguardando la pulizia di certa gente ho già iniziato da marzo a eliminare parecchie persone che ho perdonato tante volte e poi quindi, sono rivelate. quindi ancora una volta ti ho detto la verità. Sì. E sarà capitato. Sì. Quindi, amica mia, fa pulizia. Ricordati che dobbiamo circondarci da solo positività. Solo positività. Va bene? Grazie mille, come sempre, maestro. Ti abbraccio, ciao. Che è successo? Scrivono commenti negativi, fateli sfogare, schiattate, come schiattano i pomodori. Fateli sfogare, facciamo un'opera di beneficenza, un'opera buona, fateli scrivere, devono sfogare, cioè che facciamo? Non li facciamo sfogare?
Ciao Maria, hai messo il numero 0. Sì, perché lo 0 viene prima del numero 1. Pronto, buon pomeriggio. Buonasera, Buonasera. mi chiamo Pasquale, vengo da Capomaggiore, ho 27 anni e sono vergine, vorrei sapere se riuscirò a avvicinare con conseguenza di stato. Vediamo subito come no. Allora Pasquale, 1, 2, 3. Sì, però abbassa un po' il volume del telefonino, se non possiamo comunicare. Grazie. Ok, grazie. Allora, amici cattivi, amici col sentimento di cattiveria, io buono, io bravo, morire, tu cattivo, morire, tutti e due morire, quindi morire io, morire tu, iettare sangue tu, iettare sangue io. Quindi a che serve essere cattivo? Allora, le carte mi dicono che ce la farai, però quindi non so quando, il periodo non lo so, però È ottobre, dovrebbe uscire. però ce la farai, impegnati che ce la farai. Grazie. Vabbè, te lo auguro con tutto il cuore. Grazie mille, Teo, grazie. Auguro. A ottobre dovrebbe uscire. Auguri, 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 auguri. Grazie mille, Teo. Poi quando mi vedi in mezzo alla strada non mi fermare, No, Teo, io ti seguo da quando ero piccolo. Sì? Cioè, ti ho visto per televisione, sì. Mamma mia, gli voglio un sacco di bene. Guarda che io quando sento queste cose, perché insieme a me siete cresciuti tanti di voi, tanti ragazzini che sono grandi adesso e siete cresciuti con le mie trasmissioni televisive, vi voglio tanto bene. Mia mamma a volte mi cambia a casa tua, mia mamma. Sì? Sì. E viva ancora mamma? Ah? Mamma è ancora con te? Sì, è ancora con me. Me la saluti allora. Va bene, grazie. Un bacio. Ciao. Che belle cose. Sentire ragazzini che erano piccolini, adesso sono grandi, che hanno cresciuto insieme a me attraverso il mondo della televisione. E questa è una cosa bellissima. Questo lo dovrebbero capire i cartari. Ok? Amici cari, fatevi una ragione. Il Sandone di Arella, 44 anni di attività, è come la pulce vicino all'elefante. Ma che ci fa? La pulce vicino a un elefante, ma che ci fa? Il solletico. Allora, Vittoriano, buon pomeriggio. Il Capriccio dice buonasera maestro. Allora, mancano pochi minuti per il termine di questa bellissima live. Siamo arrivati a 22.000 like. Grazie ragazzi. Così si fa. La massima collaborazione tra di noi ed io sono sempre a disposizione. Grazie della rosa, Anastasia. Adele, che dice Adele? Posso inviare un bacione? Sì, come no? Te lo mando pure a te. Valerie, grazie maestro, grazie a te Valerie. Grazie veramente a tutti voi. Se volete parlare con me nel privato, in privato è a pagamento, 30 euro per il consulto
senza limiti di tempo. Quindi mandate la richiesta su WhatsApp ed avete ogni spiegazione in merito. Siamo a 62 condivisioni, grazie Giulia. Oggi, ringraziando a chi non ci può vedere, è andato bene una bella live, quindi ringraziando a chi non ci può vedere, sempre fattariello, fatta carne schiattata come schiattano i pomodori. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Posso chiedere una cosa? Come funziona? No, puoi fare quello che vuoi, stiamo qui per soddisfare le tue esigenze, prego. Ok. Dunque, io volevo chiedere una situazione, volevo chiedere se ci sarà un riavvicinamento fra me e, mi chiamo Cristina, fra me e la persona che si è allontanata da me. Da quando questa persona si è allontanata? È una cosa da un bel po' di tempo, però scompare, riappare. Allora, dimmi tu quanti anni c'hai, Cristina, che segno sei? 56 Segno? e sono del Toro, E lui invece? e lui è del Sagittario e ha 56 anni anche lui. Perfetto. Si chiama Giuseppe, si chiama. Non sono in diretta? Sì, 1, 2, 3. 2. Allora, vediamo subito. Ma questo qua ha capito che tu sei una brava persona, ha capito che tu lo accetti sempre e fai il ballerino, vai e viene, vai e viene. Sì, ma volevo chiederti se c'è un'altra donna di mezzo. Ma tu glielo permetti tu il comportarsi No, così? io non gli permetto niente. Lui si è allontanato da me e per poi, una certa persona. E poi quando torna perché lo accetti? Io non so, ti chiedo se tornerà. Io ti dico che lui ci riprova a tornare. Non l'ho più sentito, è un mese che non lo sento. Si farà e sentire. Ho bisogno di parlare con lui. Si farà sentire. Perché se no vado io da lui e succede un bordello questa volta. Che mi ha rovinato veramente emotivamente. Ma perciò dicevo io, questa è una persona che non vale un centesimo. Questo lo so da sola, però i sentimenti miei e tutto il male che mi ha fatto è troppo per me da sopportare. Per questo ti chiedevo, perché ti ho visto in diretta, io sono ho visto che sei molto Senti. E quanto pensi che devo aspettare ancora? Ma il tempo io non lo vedo, però ti posso dire che questa persona si rifarà viva prima o poi, però è una persona, ripeto, non affidabile, è un gran bugiardo. Lo so, ma ti chiedo se lui al momento sta con questa donna, però non voglio fare nomi perché magari... Sta con un'altra, sta qua la carta, vedi, io te la faccio vedere, sta qua. Quindi sta vicino a un'altra persona, quindi ripeto. Non la vedo là. Io ti dico che questa persona è una persona falsa. Tutto qua. Va bene? Va bene, comunque si rifà vivo. Sicuramente. Ok. E io non lo devo cercare, dici, devo aspettare. E chi te lo fa fare cercare? Perché le combinate troppe grosse. Vabbè, ti dici tu per toglierti la soddisfazione? Prenderti la soddisfazione? No, perché tu dici che torna qua, insomma, si rifà vivo. Si farà vivo. Va bene, grazie ancora. Arrivederci. Se avete bisogno di parlare con lei in privato, come posso fare? Costo in privato 30 euro, devi fare richiesta tramite WhatsApp, va bene? Va bene, grazie mille. Arrivederci. Grazie.
Ed era l'ultima telefonata, mettiamo il telefono fuori posto così riusciamo a comunicare un po' per salutarci e bla bla bla. Ecco, allora, vi devo ringraziare veramente di cuore perché ne siete stati tanti oggi. Che dire? Devo ringraziare a tutti voi che avete collaborato, l'amica Giulia che è sempre number one, un bacio forte Giulia, Anastasia, Max, a Ciccio, quindi a tutti voi che avete collaborato in questa live vi devo dire grazie, 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 e come al solito vi mando la mia bestemmia, ma una bestemmia grossa questa volta. Possiate voi fare tanti soldini, tanta fortuna e tanta felicità in amore. Questa era la mia bestemmia per voi. Che vi devo dire? Se questa live vi è piaciuta, ditelo agli altri. Se non vi è piaciuta, ditelo a me. Un abbraccio a tutti e a risentirci domani alla stessa ora. Che le stelle siano sempre con voi. Ciao.